Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo, questo è il Palalavinium, questa è Pomezia Napoli, la sfida che chiude il 12° turno della Serie A quinto. Matteus di testa, bello buono, esce, il pallone è buono per Tiaghigno che calcia alto, occasionissima per la Fortitudo. E Michelangelo si accende lui, se ne va, prepara il destro, lo prova, Bolo salva anticipando Matteus sul secondo palo. Il guizzo di Michelangelo, altro spunto, altra accelerazione, questa volta palla persa, attenzione a Borruto che chiama al super intervento Moliterno e poi tunnel su Michelangelo, la qualità di Salas, poi la velocità di Pelesigno che chiama al grande intervento con il piede Moliterno, il guizzo del 2, pallone in mezzo, flipper, poi rilancio, Dudu rischia, Pelesigno davanti a Moliterno che salva la Fortitudo. Che ingenuità di Dudu, che occasione per Pelesigno. Pomezia tenuto in vita da Moliterno, ancora Napoli, pallone in mezzo e arriva il vantaggio, segna Fabio Sesilio a porta vuota al termine di una grande azione, meritato il vantaggio del Napoli che sblocca il match qui a Pomezia. Attenzione adesso a Perugino che ci prova, poi Guillermao, altra chance importantissima per il Napoli, può puntare Borruto, se ne va, pallone in mezzo, bello buono attento, poi Perugino si prende il fallo laterale, Bueno con il mancino per Michelangelo, il destro, palla fuori, voleva un tocco Michelangelo, occasione Pomezia. Poi perde il pallone, recuperato dal Napoli, il tiro di Bolo, la parata di Moliterno, occasione per gli azzurri, duello con Gelvé, le finte del 2, Pelesigno in mezzo e arriva il morso del Cobra, 2-0, la firma di Borruto, sono 7 in campionato, il Napoli allunga. Bueno sulla destra, cerca poi Raubo, tocco di ritorno, conclusione, parata di Bello Buono, Napoli avanti 2-0, Bello Buono per Pelesigno che sbatte sul palo, adesso Matteus, finta il mancino, va sul destro, pallone per Bueno, salva in un primo tempo Bello Buono, poi sul tap-in non può nulla, allora Bueno riapre tutto, -1 Fortitudo Pomezia. Guardate il numero 11, Lorenzo! Terzo gol in campionato. Guillermao se ne va, Guillermao trova sulla sua strada Moliterno, ancora Guillermao per Bolo, che chance per il Napoli che spreca la palla del possibile 3-1. Ricordiamo che il Napoli ha 5 falli ma non c'è nulla, si prosegue, c'è lo scatto di Tiaghigno, altre proteste, fischia il direttore di gara, giallo per Pelesigno e allora tiro libero per il Pomezia a 5 secondi dall'intervallo, fischia il direttore di gara, la rincorsa di Bueno, Bueno con il mancino, risponde Yuri Bello Buono che preserva il vantaggio del Napoli, la parata del 12, Bueno, Michelangelo vuole piazzarla, Borruto anticipa l'intervento di Bello Buono, Bello Buono a terra, Bortoletto, rosso diretto per Michelangelo. Eravamo concentrati sul pallone, non abbiamo visto questo episodio che potrebbe essere determinante. Salas, Bolo, Salas per Borruto che la mette sul secondo palo dove non arriva De Luca. Bolo, controllo, tocco di ritorno, chiusura di Tiaghigno, poi Salas, Salas per Borruto, un'altra chance. Salas, Bolo, Bortoletto sulla destra, conclusione, la parata di Moliterno che si fa anche male. Bolo, Guillermao ancora contro Gelvé, suolata, conclusione di Bolo, si salva ancora il Pomezia. Pallone per Fabio Sesilio, assist per Bolo, in mezzo Guillermao con la porta vuota, spreca incredibilmente la palla del 3-1 con i piedi. Lancio che diventa un tiro, traversa, pallone recuperato dal Pomezia che prova con Bueno, Bueno sul mancino, Bello Buono ancora a dire di no, Bueno
Matteus, Bueno, calcia! Non trova la porta Bueno, aveva esultato il pubblico di casa, illusione ottica del gol. Pallone all'indietro, Bolo in avanti, Guillermao si gira, Guillermao! Pallone deviato, alto di poco, Matteus. Sempre il 26, Matteus con il mancino, bello buono a respingere. Matteus con il mancino, bello buono, poi Dudu di testa, porta vuota! La pareggia la Fortitudo, 2-2 con Thiaguinho a 48 secondi dalla sirena, parità ristabilita. Esplode il Palalavinium, chiama il time out Ciccio Angelini. Fernandez! Finisce qui al Palalavinium 2-2 tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal.